Buona giornata a tutti dalla redazione di RT Veneta, il nostro Focus TG puntuale a mezzogiorno anche oggi e anche oggi puntuale, minuto più, minuto meno, a seconda degli impegni istituzionali, la conferenza stampa del Presidente Zaia alle 12:30 in diretta da Marghera. Diamo un'occhiata intanto al bollettino di ieri pomeriggio, l'ultimo arrivato da Azienda Zero sui contagi rispetto a ieri mattina alle 8, sono stati altri 830 casi per un totale di 33.733 persone attualmente positive. Ormai si sfiora quota 7.000 a Treviso e a Padova, 6.003 a Vicenza, poco meno di 5.000 in provincia di Verona e in provincia di Venezia. Belluno ha sforato quota 2.000, Rovigo ha superato quota 800. Poi ci sono le persone, circa 760 domiciliate fuori Veneto e 244 casi di cui l'assegnazione è ancora in corso. Vediamo la situazione ricoveri, che è quella da tenere ben monitorata. Abbiamo superato quota 1055 in totale ricoverati, sommando i positivi e i negativizzati. 143 sono diventate le terapie intensive ed ecco il dato, numero più alto da molto tempo a questa parte, 17 i decessi registrati tra un bollettino e l'altro, quindi tra ieri mattina e ieri pomeriggio, altre 17 vittime per il Covid, per un totale che è salito a 2.444 dall'inizio della pandemia. Sentiremo tra poco gli aggiornamenti con i dati di stamattina dal Presidente della Regione Luca Zaia. In apertura, chi ci ha seguito ieri sera avrà già notato, lo aveva già visto, ma parliamo con il nostro direttore Luigi Baccialli del caso dei tamponi presso i medici di base. Parte la nostra campagna perché i medici di famiglia curino i malati a prescindere dalle esigenze della categoria e dall'obbligo del test. Sentiamo appunto il commento del nostro direttore. Buonasera, noi siamo sempre stati dalla parte dei medici, lo saremo sempre perché apprezziamo il loro sprezzo del pericolo, le loro capacità, l'abnegazione con cui sono dediti al loro lavoro. I medici ospedalieri, anche i medici di base hanno visto tanti colleghi morire a causa del coronavirus e non per questo hanno desistito. Poi c'è una parte di medici, e parliamo soprattutto dei medici famiglia, che hanno opposto una strenua resistenza a chi chiedeva loro di tamponare i loro pazienti. Tant'è vero che il Presidente Zaia ha dovuto chiedere l'obbligatorietà, che poi è stata decisa finalmente con un accordo tra governo e medici di base, però sempre con il pagamento di 18 euro forfettari, insomma accettando delle richieste, delle rivendicazioni di uomini e donne che hanno giurato solennemente all'inizio della loro carriera. Il giuramento di Ippocrate li impegnava a curare il malato a prescindere. I medici di base spesso non vogliono andare a visitare i pazienti a casa loro, oppongono sempre una certa resistenza al cambiamento, protestano, hanno molte cose da chiedere. Questo è abbastanza sconfortante, perché dovrebbero essere sempre disponibili, anche perché non hanno uno stipendio da fame, guadagnano spesso meglio dei medici ospedalieri. Quindi sarebbe bene che si dimostrassero sempre più disponibili. Noi partiamo con Media Nord-Est con una campagna su tutte le nostre reti per sensibilizzare i medici e per sensibilizzare i pazienti che hanno diritto ad essere tamponati e curati sempre e comunque. I medici hanno fatto un giuramento solenne, un patto con i pazienti, ed è un patto che devono onorare in tutto e per tutto.
Grazie direttore. Allora ricordiamo l'accordo nazionale prevede 18 euro per ogni tampone effettuato dal medico nel proprio ambulatorio, 12 euro invece se questo tampone viene fatto in strutture provvisorie, magari tendoni piuttosto che palestre messe a disposizione ad esempio dai comuni. Questo vale appunto nell'accordo nazionale, lo ha ricordato ieri anche il presidente Zaia. In Veneto c'erano già circa 600 medici che già da qualche settimana avevano iniziato a fare i tamponi gratuitamente e volontariamente, però il dibattito nasce anche a partire dalla nostra campagna. Noi siamo andati tra la gente, in questo caso a Vicenza, ma toccheremo ovviamente tante altre città del nostro territorio per sentire le opinioni dei cittadini. Lo Stato pagherà ai medici di famiglia 18 euro a tampone se eseguiti in ambulatorio, 12 se in altra sede. Cosa ne pensa? Non sono d'accordo assolutamente di questa cosa, dovrebbe essere una cosa che può fare tutti senza pagare, una cosa che viene fatta e basta, non deve essere richiesto soldi. Sì, non dovrebbe essere giusto pagare, bisogna pagare con quello che hai cosa, no, grazie. Secondo me dovrebbe rientrare nel loro stipendio, perché sono pagati per quello e stanno facendo per la sanità, perciò mi sembra che non stanno facendo niente di più del dovuto. Allora no, se sono già a posto con quello che prendono, allora no. Che dovrebbero farli gratis, altro che indignati. Con tutto quello che paghiamo ci fanno pagare ancora, non lo so. Si fanno pagare 18 euro per ogni tampone eseguito. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Quello è un po' troppo, almeno metà. Lo facciano però almeno metà. Giustamente si prendono già sulle buste paghe e quant'altro, dunque penso che dovrebbe essere una cosa abbastanza, sì, farla gratis, voglio dire, una cosa dovuta a noi, insomma, ecco. Ma penso che dovrebbero fare di tutto per venire incontro alla gente in questi frangenti. Credo che sia la cosa più normale, visto la situazione. Quindi questi 18 euro sono troppi? Questi 18 euro si possono evitare, secondo me. Poi, sa, qui è tutto così aleatorio. Ecco, una precisazione ulteriore: i 18 euro o i 12 non li deve sborsare il cittadino o il paziente, non direttamente lui, sono soldi che arrivano dallo Stato, poi indirettamente sono soldi delle nostre tasse evidentemente, ma non è che se uno di voi va dal medico e gli chiede il tampone deve pagare lui i 18 euro, non è così, lo deve fare appunto come previsto tra l'altro anche dall'ordinanza regionale oltre che dall'accordo nazionale. Un paio di notizie di cronaca prima della pubblicità. Lo è stato ritrovato e sta bene il fungaiolo per il cui mancato rientro era scattato l'allarme ieri sera alle 19:30, zona di Raga di Magrè, siamo nei dintorni di Schio. L'uomo è un 81enne di Schio. Le squadre di soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e forestali hanno perlustrato le colline lungo i sentieri della fitta vegetazione. Intorno a mezzanotte l'uomo è riuscito a chiamare il figlio al cellulare. Era sceso per una ripida scarpata e aveva perso l'orientamento, continuando comunque a camminare senza poter avvertire nessuno perché in quella zona il telefono non prendeva. Poi dopo aver scollinato ha visto una casa in Contra Casarotti a Pieve Belvicino e ha chiesto aiuto. I soccorritori sono partiti in fuoristrada col figlio, hanno raggiunto l'anziano che era stato accudito dagli abitanti della contrada in piena notte. L'uomo stava bene, solo qualche escoriazione per delle scivolate ed è stato accompagnato a casa. Ancora cronaca, dicevamo allora, Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza con la compagnia di Bassano ci informa che 2 pregiudicati napoletani, Antonio Rosi e Dario Russo, lo scorso 13 ottobre erano stati arrestati a Torino perché a seguito di un controllo a Campione nell'ostello in cui dimoravano, nonostante avessero esibiti documenti apparentemente in regola, sono stati smascherati. Queste sono le loro vere identità, appunto Antonio Rosi e Dario Russo. 46 anni uno, 35 l'altro, ricercati per evasione dagli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio. Le indagini hanno fatto emergere la loro presenza in diverse zone del nord Italia e sono in corso accertamenti per verificare l'eventuale loro partecipazione in furti e rapine nel territorio bassanese e nel vicentino. Su questo attendiamo poi ulteriori sviluppi nei nostri telegiornali della serata. Siamo già
all'orario ormai della prima pausa pubblicitaria. Focus TG ancora tra poco insieme. Mezzogiorno e un quarto, ancora buona giornata, bentrovati in Focus TG su Rete Veneta. Tra un quarto d'ora il collegamento con Marghera per il punto stampa odierno del Presidente della Regione Luca Zaia. Siamo in attesa anche a livello nazionale di capire i contenuti esatti di questo nuovo DPCM, l'ennesimo aggiornamento del DPCM. Ieri il Premier Conte ne ha anticipato alcune linee, alcuni contenuti, intervenendo alla Camera e al Senato, quindi coinvolgendo anche il Parlamento in questa discussione. È attesa per oggi, secondo alcune indiscrezioni, secondo qualcun altro invece forse più per domani, la stesura del testo definitivo, quello che poi entrerà in vigore. Sappiamo che si parla di diversi criteri per decidere dove, in quale regioni, in quale zone delle regioni fare eventuali lockdown mirati, localizzati, mentre alcune regioni sono più di colore da allerta, quindi Lombardia, Piemonte, ma anche la Calabria, in parte la Puglia. Il Veneto non è ancora nella fase più pericolosa, secondo questi criteri, pericolosa per quanto riguarda l'eventuale lockdown. Ieri il Presidente del Veneto ha detto no, possiamo eventualmente pensare ad alcune restrizioni, ma è un tema ovviamente che si incrocia a livello nazionale, nel dibattito, a livello europeo e mondiale, in giorni e in ore molto concitate. Sapete dell'attentato di Vienna di ieri sera. Oggi è il giorno delle elezioni negli Stati Uniti d'America, l'ultimo giorno, perché in realtà le elezioni sono aperte da diverse settimane nel sistema elettorale americano. Dunque, temi da sviluppare nel corso delle prossime ore. Uno sguardo al passato e a 10 anni fa, era 2 novembre del 2010, l'alluvione che mise in ginocchio il Veneto. Lo ripercorriamo con le immagini, quanto accadde nella provincia di Padova, profondamente segnata dagli allagamenti e dai danni provocati da acqua e fango. Ponte San Nicolò, Casalserugo, Bovolenta, Beggiano. L'acqua e il fango entrano nelle case tra il 1° e il 2 di novembre del 2010. Le piogge duravano da giorni, il vento di scirocco, il mare che non riusciva più a far defluire i fiumi, carichi anche della neve sciolta in montagna. E così il Bacchiglione ruppe l'argine in più punti, a Ponte San Nicolò, allagando anche i vicini comuni di Maserà e Casalserugo, e anche vicino alla zona industriale di Bovolenta, dove anche qui ci fu una rottura. Per giorni la zona divenne accessibile solo utilizzando delle imbarcazioni, molte le imprese devastate dall'acqua e dal fango. Tutto distrutto tutto da buttare. Prima del Bacchiglione ruppe l'argine anche il Frassine nella Bassa Padovana, in località Pradibotte. A Saletto di Montagnana si riversarono in pochi istanti 23 milioni di metri cubi d'acqua. Molti abitanti furono costretti a trovare rifugio nella palestra comunale e nel patronato della parrocchia. Nella notte anche il Tesina, prima della confluenza con il Bacchiglione, ruppe l'argine all'altezza di Veggiano, dove case e scantinati vennero invasi dall'acqua che senza tregua si alzava. Centinaia e centinaia le famiglie sfollate. La provincia di Padova è in ginocchio in più zone e anche la stessa città colpita nella sua zona golenale. Il quartiere della Paltana, come un imbuto, venne invaso dall'acqua. L'impianto sportivo della Padova Nuoto si riempì del fango portato con forza dal Bacchiglione. 10 anni dopo di quei giorni restano le immagini indelebili, i racconti dei cittadini colpiti, il rumore delle idrovore che pompavano l'acqua fuori dalle case. Resta un territorio che è riuscito a cancellare dopo anni i segni visibili di quei giorni, ma che nell'animo è rimasto ancora profondamente ferito.
Ci fu il padovano, ci fu anche il vicentino, colpito un po' tutto il territorio, e poi dopo alcuni anni, 2 anni fa, la tempesta Vaia, come ricordiamo, purtroppo eventi sempre più frequenti. Parliamo ora di una sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato per la seconda volta in pochi mesi l'esito delle elezioni comunali a Breganze, in provincia di Vicenza. Ritorna ad essere primo cittadino Piera Campana. Ennesimo ribaltone nell'amministrazione di Breganze. Il Consiglio di Stato ha rovesciato la sentenza del TAR e Piera Campana torna a essere la sindaca del paese vicentino. 1 anno e mezzo di corsi e ricorsi con la stessa Campana costretta a lasciare la carica, per cui era stata eletta nell'aprile 2019 al rivale Manuel Xausa. Ma non si era arresa e adesso il Consiglio di Stato le dà piena ragione. Esprimo soddisfazione a nome mio e a nome di tutto il gruppo di Breganze Attiva per l'esito del ricorso avanti al Consiglio di Stato, che ha riabilitato il voto di tanti nostri concittadini che ci avevano dato la loro fiducia, riabilita noi ma anche l'immagine di un paese che non meritava l'ombra che si era stesa su di lui a seguito della sentenza del TAR. Quindi siamo davvero contenti di questo risultato, ma non voglio usare toni trionfalistici, perché non si tratta della vittoria di un avversario sopra un altro, si tratta della vittoria della giustizia, che però ci chiama anche in un momento molto difficile a riprendere in mano le sorti dell'amministrazione del nostro paese. Lo faremo con l'impegno che ci ha sempre contraddistinto, lo faremo con un senso di responsabilità, sapendo che in questo momento il paese ha bisogno di ritrovare unità, di ritrovare serenità e di ritrovare una continuità che aveva perso negli ultimi mesi. Allora, buon lavoro al sindaco, alla sua giunta e anche all'opposizione che torna ad essere opposizione. Noi ci fermiamo, seconda pausa, tra poco ancora insieme. Pochi secondi alle 12.30 nel nostro Focus TG, possiamo già vedere dall'inquadratura la sala, ormai la conosciamo, è di casa anche nelle nostre e nelle vostre case, la sala della Protezione Civile di Marghera. Tra pochi istanti il presidente Luca Zaia con il consueto punto stampa, vedremo se dal confronto col governo sono arrivate ulteriori notizie. Nell'attesa allora diamo un quadro più dettagliato per quanto riguarda i ricoveri. Ognuno di voi sa qual è l'ospedale più vicino a sé, do dei numeri, purtroppo solo dei numeri, ma dietro ci sono storie, sofferenze, dolori, fatiche, chiaramente. Quindi azienda ospedaliera di Padova, 68 in area non critica, 18 in terapia intensiva, ci riferiamo a ieri pomeriggio ovviamente. Verona, Borgo Roma, 34 in area non critica, nessuno in terapia intensiva. Borgo Trento, 54 e 11. Ospedale di Belluno, quindi l'ULSS numero 1, 50 in area non critica, 4 in intensiva. Feltre, 20 e 0. Cafoncello, Treviso, ULSS 2, 50 in area non critica, 10 in terapia intensiva. Conegliano, 0 in area non critica, 4 in terapia intensiva. Vittorio Veneto, 50 e 0. Montebelluna, al San Valentino, 43 e 0. E poi ancora nel Trevigiano, ospedale San Camillo, 9 e 0. Mestre, ULSS numero 3, 36 in area non critica, 7 in terapia intensiva. Venezia, 22,3, Mirano, 0,1. Il primo numero, ripeto, è sempre area non critica e il secondo terapia intensiva. Dolo, 70 più 4, Noale 1 più 0, poi resta 0 il numero dei ricoverati in terapia intensiva anche a Villa Salus, al Fate Bene Fratelli, a Jesolo, a San Donà di Piave, dove ci sono rispettivamente 1, 22, 1, 23 e 0 ricoverati. Portogruaro 0 e 2 in terapia intensiva, Rovigo 9 più 1, 332 più 8, siamo appunto nel Rodigino. Schiavonia, quindi Padova, 65 più 12, Piove di Sacco 0 e 1 in terapia intensiva, Cittadella 14 più 4, Campo San Piero 0 più 3 in terapia intensiva, Sant'Orso, Alto Vicentino 63 più 5,
Bassano, San Bassiano 21 più 2, Vicenza, San Bortolo 50 più 13 e poi Noventa 14 e 0, Valdagno 21 0, Legnago 19 più 8, San Bonifacio Verona 4 più 1, Villafranca Verona 58 più 15 e poi Don Calabria Negrar 16 più 0, Pederzoli Peschiera del Garda 10 più 1 per un totale cumulativo, questi sono tutti positivi, pazienti positivi. Sommando anche i negativizzati siamo appunto a 1055 persone ricoverate in area non critica, 143 in terapia intensiva. Ci sono ospedali come ad esempio il San Bassiano di Bassano che ha già rimodulato i servizi di alcuni reparti, tenendo comunque ovviamente un ambulatorio, una stanza per le urgenze quotidiane, ma rimodulando appunto gli orari in base alle disponibilità. Ci sono poi le strutture territoriali, gli ospedali di comunità, dove vengono trasferiti alcuni pazienti da ospedali per acuti, sempre casi SARS-CoV-2, quindi Covid o coronavirus, insomma è un virus che ha tanti nomi, tante forme, tanti effetti. Un ricoverato ad Agordo, 5 ad Alano di Piave, 13 a Feltre, 4 a Vittorio Veneto, 1 al Centro Nazareth di Venezia, 6 a Noale, 1 al Fate Bene Fratelli di Venezia, 11 a Campo San Piero, 17 a Marostica, ripeto parliamo di ospedali di comunità. Totale positivi 59 ricoverati in questi ospedali più 16 negativizzati fa un totale di 75. Dunque questo è il dato complessivo appunto per quanto riguarda i ricoveri. Poi ognuno sa qual è l'ospedale più vicino a casa sua. Sappiamo che ci sono anche alcuni sindaci che informano quotidianamente, insomma con una certa periodicità sui casi di contagio che sono presenti nel proprio territorio comunale. Non tutti i sindaci lo fanno, sono ragionevoli, condivisibili entrambe le scelte, da una parte la trasparenza, dall'altra evitare di creare allarmismi. Pensiamo ai casi delle scuole, ad esempio, anche scuole per l'infanzia, piuttosto che scuole primarie, medie o superiori. Quelli che sono coinvolti direttamente o indirettamente nei contagi o nei controlli lo sanno, quindi sono loro che lo devono sapere, non necessariamente lo deve sapere tutto il paese. Poi è chiaro che, come dice il proverbio, il paese è piccolo e la gente mormora. Succede poi che è successo, perché conosco un caso direttamente che è successo nella prima ondata in cui una persona che aveva semplicemente alcuni sintomi, poi non dico che fosse arrivata quasi ad essere morta, per insomma le chiacchiere poi avevano inevitabilmente aumentato e peggiorato la situazione. Allora non ho al momento non ho comunicazioni per quanto riguarda Zaia. Allora lanciamo il servizio per la regia Renzo Rigon sulle case di riposo, pronti eventualmente a interromperlo nel caso arrivasse Zaia. Siamo a Bassano. Ieri pomeriggio c'è stato un flash mob dei lavoratori e lavoratrici delle case di riposo ISAC che chiedono maggiori tutele e più rispetto del contratto di lavoro. Piazza Libertà, nel cuore di Bassano del Grappa, lavoratori e lavoratrici ISAC di Bassano in flash mob. Ecco, lo dobbiamo già tagliare perché è arrivato subito Zaia, quindi in tempo reale. Diamo la linea. Scusate i 5 minuti, ma come al solito poi si dilunga la videoconferenza con i dirigenti, nel senso che oggi abbiamo avuto una riunione importante rispetto alle attività da farsi in questi giorni. Passerei subito al bollettino, dopodiché vi diamo anche alcune informazioni. Vi anticipo già che è convocata per le ore 15, la riunione 15:30, scusate, la riunione con il governo, quindi la videoconferenza con il governo, e immagino probabilmente che ci verrà presentata la bozza del DPCM sulla quale noi poi dovremmo esprimerci con un parere entro sera, immagino. 2.365.000
tamponi molecolari, ai quali ovviamente sono 15.000 nelle ultime 24 ore, ai quali se ne aggiungono almeno altri 10.000, o anche di più perché ho visto i dati sommati fanno 31.000 al giorno, tra molecolari e rapidi. Il numero, faccio veloce, vi do le tabelle cioè quelle che ritengo fondamentali. Il numero dei positivi ad oggi sono 63.095, sono 2.298 in più. Allora, nelle ultime 24 ore, grazie alla campagna di test del Veneto che fa oltre 30.000 tamponi al giorno, cioè voi dovete sempre capire che i positivi sono da rapportare ai tamponi. Su 30.000 tamponi, 31.000 a dire la verità, abbiamo 2.298 positivi. Vi ricordo sempre il dato che voi sapete meglio di me, che il 21 marzo avevamo 2.170 tamponi, 412 positivi. Questo vi dà una dimensione anche delle proporzioni. Quindi 412 positivi, 2.170 tamponi il 21 marzo, che è stata una giornata insomma impegnativa. Positivi ad oggi in Veneto sono 35.166. Quindi la foto di oggi è questa. In isolamento abbiamo 16.275 persone, più 532 perché è inevitabile, trovando 2.000 e oltre positivi, poi scatta la macchina degli isolamenti fiduciari, dei contatti stretti, dei conviventi che vengono messi in isolamento. I ricoverati ovviamente hanno passato la soglia dei 1.000, sono 1.119, 1.000 positivi e il resto sono negativi, 108 per la precisione sono negativi. Terapie intensive 148, totale dei morti 2.458, non sono state 24 ore tanto allegre perché abbiamo avuto 31 persone che hanno perso la vita. Di fatto la giornata con più mortalità da quando è iniziata questa ondata. I dimessi sono 4.885, 71 persone sono tornate a casa guarite. Ovviamente i 4.885 dal 21 febbraio. Considerazioni che faccio. Intanto lasciatemi iniziare con noi facciamo videoconferenze praticamente tutti i giorni. Parliamo delle terapie intensive, parliamo dell'occupazione dei letti, quindi ogni giorno abbiamo un programma e una situazione ULS per ULS, ospedale per ospedale. Credetemi quando dico ospedale per ospedale, perché vengono chiamati per nome gli ospedali, e parliamo anche dei privati fra l'altro, perché comunque anche se indirettamente dobbiamo sapere qual è l'occupazione delle terapie intensive, quantomeno. Ecco, ne viene fuori uno spaccato di una squadra che sta rendendo tanto. Una squadra che io già e noi già abbiamo testato nella prima ondata, e quindi il mio ringraziamento va non solo ai vertici di questa squadra che sono i direttori, ma va a tutti gli operatori della sanità. Se fate caso si incominciano a vedere nuovamente i servizi dalle terapie intensive, dalle corsie di ospedale, e vedete con che cura vengono seguiti i nostri pazienti. Io vedo a volte che si passa anche lo spaccato che c'è da una sanità all'altra nazionale. Quando si arriva al Veneto si vedono immagini di attrezzature, di professionisti, del fatto che insomma le cure sono assolutamente ad altissimo livello. Quindi un ringraziamento veramente a tutto il mondo della sanità per questo sacrificio che sta facendo. Qualcuno dice ma loro lavoro. Sì, si può lavorare anche in altre condizioni e in tranquillità. Insomma è un discorso fare il medico normalmente in momento di pace, è un discorso farlo in guerra. Ecco, loro sono chiamati in uno scenario da guerra. Lo scenario non è dei migliori, perché voi capite e sapete, ormai siete degli esperti in sanità, che la contrazione delle prestazioni sanitarie è forte, ma è altrettanto vero che la dotazione organica è sempre tirata, perché
anche adesso abbiamo un concorso, ad esempio per infermieri, che cerchiamo di chiudere, sono 500 candidati e anche questo ci aiuterebbe a essere più performanti. Non nego, siccome il Ministro, lo diciamo sempre, ha anche dichiarato disponibilità ad affrontare, diciamo, eventuali nuove proposte, che stiamo presentando appunto tutta una serie di nuove proposte per riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le professionalità della sanità, anche, diciamo, rispetto ad alcune sfide. Pensate al tema del contact tracing, no? Al fatto di fare tamponi. Allora, in linea di principio, in tempi di pace il tampone lo fa il medico. In linea di, diciamo, di esecutiva, in momenti più ballerini, si comincia a avere anche l'assistente, l'infermiere. Cioè pensiamo che si debba diffondere sempre di più questa capacità di fare tamponi, fermo restando che poi sul fronte dei test rapidi e dell'autosomministrazione, quindi del test fai da te, noi continuiamo a lavorare e quindi contiamo assolutamente di venirne a capo. Quindi un ringraziamento di cuore a tutti gli operatori della sanità per queste ore diciamo cruciali che stanno vivendo e sulle quali si sta lavorando. Noi abbiamo ovviamente pazienti che magari sostano mezza giornata, una giornata sotto ovviamente osservazione in locali dove si cura, in attesa di essere destinati a dei reparti che magari danno una dimensione anche della pressione che cominciamo ad avere. Un po' dappertutto in giro per il Veneto, nel senso che quando tu cominci ad avere 1119 pazienti ricoverati per il coronavirus e hai 148 terapie intensive, capisci che hai un'altra sanità oltre a quella che hai di base. E volevo ricordare su questo fronte che sono giornate impegnative, perché ieri abbiamo caricato 12 persone in terapia intensiva, cito a memoria, oggi siamo già una decina a metà giornata. Ci stiamo avvicinando all'apice, alla parte più acuta. Noi speriamo vivamente, ho visto che qualcuno di voi oggi ha ripreso quella minimo di riflessione che abbiamo fatto oggi, che il giro di boa si possa fare nel mese di novembre, perché comunque i dati ci porterebbero a dire questo, anche interpolandoli con le curve francesi, inglesi e spagnole, volendo anche confrontare l'andamento epidemiologico delle altre comunità, dell'infezione, scusate, delle altre comunità. Però abbiamo avuto 2 giornate impegnative, 12 pazienti di terapia intensiva ieri, 10 già oggi e la giornata è ancora lunga. Vi avviso che oggi abbiamo predisposto l'invio, appena dovrebbero arrivarci a sera, 64.000 tamponi rapidi dal governo, che si andranno ad aggiungere ovviamente alla dotazione di tamponi che noi abbiamo da sempre avuto, e li invieremo ai medici di base, a tutti i medici di base. Li invieremo col principio dei vaccini, cioè mandiamo il kit di tamponi e di dispositivi, perché assieme ai tamponi ci arriverà anche il kit, cioè proprio la bustina con il camice, con i calzari, la visiera, tutto quello che serve per fare i tamponi. Quindi i medici avranno a loro disposizione, adesso non andate a suonare subito il campanello dei medici, perché oggi diciamo solo alcuni ce li hanno, però insomma in settimana verranno messi nelle condizioni, qualora decidessero di farlo, di fare i tamponi. Devo ringraziare i medici che ancora oggi lo fanno in maniera volontaria, sono oltre 650 i medici del Veneto, e veramente un mio forte ringraziamento a coloro che già si sono messi a disposizione da quasi un mese, perché anche ieri hanno eseguito 1500 tamponi. Voi capite che se 6,50 sta a 1500, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 1500 per 6, 6 per 1, 6, 6 per 5, 30, ne dovrebbero fare 9.000, 3.000 medici, giusto?
Allora, io non è che ragioniamo per budget, però capite che io devo ringraziare questi 650 medici che hanno fatto 1500 tamponi, che sono esattamente poco più di 2 tamponi a testa. Quindi non è vero che non c'è nessuno che fa tamponi. Noi non la viviamo come una contrapposizione, ma capite che in un momento di estrema necessità bisogna che ago e filo, ognuno di quelli che sa cucire una ferita riesca a cucirla e si dia da fare per fare in modo di arginare l'emorragia. Ringrazio l'Avis regionale perché con la raccolta delle loro donazioni hanno raccolto 29.000 euro. Con questa donazione noi abbiamo dedicato appunto questa donazione all'acquisto di 3 frigoriferi, di 3 emoteche per il plasma. Sul plasma vi dico che noi stiamo andando avanti, si sta ancora scrivendo a tutti i pazienti, o meglio si è deciso di intercettarli a guarigione direttamente in ospedale, in modo tale da intercettarli e chiedere che una volta diciamo dimessi dall'ospedale se ne andranno a casa e dopo un po' di tempo verranno a donare il plasma. Siamo riforniti ancora come emoteche, la dottoressa De Silvestro ne è un punto di riferimento regionale e il plasma iperimmune è una cura in Veneto. Per noi è normalità, tutti ne hanno parlato, noi siamo gli unici che hanno fatto la banca del plasma, vorrei ricordarvi. E non abbiamo mai smesso di somministrare plasma iperimmune nelle condizioni nelle quali i medici ritengono che ci sia, diciamo, titolo e il candidato ideale per somministrare questo plasma. Passerei la parola a voi ricordando solo un'ultima cosa, e questa è una preghiera che faccio, no? Adesso noi parleremo di eventuali restrizioni, di quello che accadrà nelle prossime ore. Ai cittadini cosa dico? Dico che noi ancora siamo in una fascia nella quale non sono previste misure, voglio ricordare a tutti che si va ormai per fasce con parametri e misure che fanno scattare restrizioni. Diciamo che ormai spazi per divagazioni sul tema o per discrezionalità sono ridotti al minimo. Noi come veneti dobbiamo vincere questa sfida. Noi non possiamo arrivare nella fascia nella quale scatta l'obbligatorietà di chiusure importanti, di lockdown o quant'altro. Io penso che il Veneto non abbia bisogno di questo e penso che ognuno di noi con un minimo di impegno si può mettere assolutamente a disposizione per questa sfida. Lo fanno i nostri 54.000 operatori della sanità, lo facciamo noi come addetti ai lavori e devo chiedere questo sacrificio a tutti i cittadini, che rientra sempre nelle cose che possiamo fare, che sono quelle di utilizzare il più possibile la mascherina, di non stare lì a metterla e togliere in base al DPCM o alle regole. Portiamola all'infinito sta mascherina e togliamola solo quando è strettamente necessario toglierla, ad esempio quando ci si alimenta, si beve o si è in casa con i propri conviventi, ma se in casa arriva qualcuno che non è convivente e quel qualcuno è il figlio o un genitore che vive da un'altra parte, da un punto di vista sanitario è un estraneo. Cioè quindi è una persona che non vive nella tua comunità sanitaria, no? Perché ogni nostra comunità familiare ha una condivisione, no? di tutto quello che è l'ambito, diciamo, sanitario epidemiologico. Cioè, infatti noi ricerchiamo sempre i contatti stretti quando c'è un contagio. Pensare che l'incontro tra parenti o tra genitori e figli sia una roba normale non è così. Dobbiamo fare il sacrificio che se andiamo a incontrare un genitore che non vive più con noi, non dico dalla sera prima, ma da giorni, da mesi, da settimane, da anni, dobbiamo andarci con la mascherina e viceversa dobbiamo chiedere che ci sia la mascherina. È un sacrificio che dovremo fare per un po' di tempo, ma ne verremo fuori. È veramente un sacrificio che chiedo. Siamo nati come persone libere, no? E la libertà sta nelle corde dell'animale uomo. È qualcosa di atavico, di ancestrale. È una costrizione a portare una mascherina, ma veramente la preghiera che faccio, l'attenzione alla mascherina, in particolar modo nei contesti domestici, perché la stragrande maggioranza dei focolai hanno natura domestica.
Guardate, non è un caso, vi porteremo magari domani i dati o dopodomani i dati della scuola, non è un caso che abbiamo molte, se non la quasi totalità, di infezioni primarie. Ciò vuol dire che in una classe abbiamo un contagiato, non un cluster di contagi nella stessa classe. Questo vuol dire che l'infezione è venuta da fuori, cioè è venuta dall'ambiente domestico, è venuta da un consesso nel quale c'è, che so, l'attività sportiva o altre attività sociali e altre attività di gruppo che poi portano all'infezione. Quindi veramente la preghiera di utilizzare la mascherina, il distanziamento sociale. Adesso entriamo nella fase di turbolenza in volo. È come le montagne russe, no? Cioè, sapete, io non ho mai fatto le montagne russe, ma le vedo nei film, c'è una parte di rotaia che è piana, no? E poi inizia ad andare su e giù. Ecco, noi abbiamo finito la parte piana della rotaia, Adesso dobbiamo stare fermi, duri ai banchi, come dicono i veneti, portiamo la mascherina perché non possiamo passare di scaglione, non possiamo passare di fascia e ritrovarci in misura semplicemente perché qualcuno non controlla il suo stato di salute, perché se tu hai la febbre, hai 2 linee di febbre o hai il minimo sintomo, non devi uscire, devi contattare il tuo medico e il medico ti dirà cosa fare. Perché questa è la squadra del Veneto. Il medico ti dirà cosa fare, se il medico riterrà necessario un tampone ti dirà di fare il tampone, ma se avete sintomi la prima roba da fare è mettetevi in isolamento, perché c'è una grande possibilità, non è estrema, non è totalitaria, che il sintomo sia il preludio di un'infezione da Covid, che non è la fine del mondo, perché nella stragrande maggioranza dei casi non prevede cure ospedaliere, ma semplicemente attenzioni e cure domiciliari. Però bisogna avere un minimo di attenzione. Se poi uno se ne esce, anche ieri abbiamo avuto il racconto di un bimbo di 12 anni delle scuole medie che si infetta, i genitori dicono ma se le scuole sono chiuse e il bimbo è sempre stato a casa perché si è infettato, e dopo scoprono che la mamma di un altro bimbo si era infettata e il giorno prima lo sapeva il giorno prima della chiusura della scuola e non aveva avvisato. Voi capite che è così che si diffondono le infezioni. Allora, se avessimo una popolazione, so che dico quasi una bestialità, ma di tutti ragazzini giovani e forti, potremmo anche affrontarla con altro piglio, ma non è così. Noi abbiamo il dovere di tutelare i meno, come si può dire, i più esposti a questa infezione, che sono gli anziani, sono gli immunodepressi, i malati che hanno altre patologie, gli oncologici, che hanno il diritto sacrosanto di vedersi tutelati dalla nostra comunità. E non si pensi di essere invincibili perché, vi ho ricordato, abbiamo trentenni, abbiamo ragazzini diciamo anche giovani che ogni tanto finiscono all'ospedale con il Covid. Quindi è una roulette russa, è meno pericolosa per chi è tanto giovane, ma comunque può essere tanto pericolosa. Quindi veramente attenzione alle misure, l'assembramento, le mascherine e ovviamente l'igiene personale, a iniziare da quello che è rappresentato dalle mani, dall'igiene delle mani, perché sapete che il virus sopravvive anche sulle superfici. Prego. Comincia Rosatto come sempre e il microfono Filippo, grazie. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dunque c'è questo appuntamento alle 15:30, no, con il governo, quindi insomma le regioni daranno la loro valutazione sulla bozza di DPCM. Tuttavia, siccome si è appreso da indiscrezioni, ma insomma ce n'ha accennato anche lei, dell'esistenza di questa griglia di tasso di contagiosità, mi pare che il criterio sia quello dell'RT, no? Ecco, il Veneto non è ancora nella fascia che determina dei provvedimenti restrittivi. Allora, se confidiamo di restare naturalmente al di là di questa fascia e quindi di evitare il lockdown, ma quali misure restrittive sono ugualmente ipotizzabili? Ad esempio per quanto riguarda la scuola o per quanto riguarda restrizioni orarie, i centri commerciali,
Ma guardate, intanto a me sembra di aver capito dalle parole del Presidente del Consiglio che ci siano delle misure nazionali uguali per tutte, che sono quelle riferite al fine settimana dei centri commerciali, che sono quelle riferite alla didattica a distanza al 100% per tutte le scuole, da quello che è dato a sapere, ho capito, ho percepito, a iniziare dalla terza media in su. E anche qui vorrei dire, questa è una misura nazionale, voi lo sapete perché ve l'ho detto, io puntavo prima dell'ordinanza a farne una per il 50%, dire una settimana a scuola, o potevamo anche dire un giorno a casa, un giorno a scuola, un giorno a casa, un giorno a scuola per il 50% della classe. Però vorrei anche ricordare che in questo momento la misura non viene applicata sostanzialmente e semplicemente per un tema di trasporti, perché vedo che sta passando questa idea. Anche quando io pensavo di adottarla, poi il governo ovviamente ha fatto questa scelta del 75% che oggi porta al 100%, è riferita anche al fatto che abbiamo visto che dopo l'apertura delle scuole, come è accaduto in tutti i paesi, la curva ha iniziato ad alzarsi. Israele addirittura si è trovata costretta a richiudere tutto e tornare al punto di partenza. Perché? Perché la mobilità dei ragazzi che spesso sono asintomatici, che spesso hanno un'alta carica virale se si infettano, ma restando asintomatici, crea poi dei cluster domiciliari, dei cluster familiari. Questo non vuol dire che i ragazzi sono degli untori, è un dato epidemiologico, sono individui sani dove la replicazione cellulare è veloce perché comunque il rinnovamento cellulare è veloce e quindi c'è un buon substrato e hanno anche sufficienti garanzie di non avere grossi guai. Quindi la scuola va in questa direzione. Poi è sempre, mi sembra aver capito che poi c'è il tema del 50% della capienza massima sui mezzi di trasporto, che noi peraltro riusciamo a coprire in questa fase perché i mezzi di trasporto si sono risvuotati. Ovviamente resta sempre il problema che se si riaprissero le scuole il tema dei trasporti diventa un problema perché comunque non abbiamo il doppio dei mezzi di trasporto, perché se tu riduci al 50% la capienza vuol dire che i mezzi raddoppiano per una regola matematica. Anche qui dovremmo capire. Queste sono le regole nazionali. A livello regionale oggi non ne abbiamo ancora contezza, di certo come vi ho sempre detto, sono convinto che se questa sfida viene vissuta da tutti i veneti assieme, con un minimo di attenzione, riusciamo a vincerla. Ovvio che siamo ai limiti con il parametro, è anche altrettanto vero che questo parametro dovrà tener conto della nostra situazione sanitaria, che è assolutamente eccellente, nel senso che noi oggi riusciamo a garantire postazioni sia di cura che di terapia intensiva ai nostri malati, insomma in maniera anche importante, perché se considerate che noi a regime, se volete un dato proprio estremo, arriviamo a 1000 terapie intensive e 6000 ricoveri. Questo per garantire ancora un minimo di attività no Covid. 6.000 ricoveri, voi capite che sono sostanzialmente tutto il Veneto segnato. No, 6.000 Covid, sì, però capite che 6.000 ricoveri Covid, scusami Alda, e mi ero espresso male, significa avere il Veneto che non è più Covid free, cioè se tu hai 6.000 persone in ospedale e ne hai 1.000 in terapia intensiva, vuol dire che in Veneto il lockdown lo hanno fatto e hanno buttato via anche le chiavi, cioè nel senso che siamo in una situazione che diventa un lebbrosario, cioè diventa una roba insostenibile per i numeri del Veneto. Quindi dico, noi abbiamo un potenziale di cura sicuramente importante, contraendo altre attività. Staremo a vedere oggi, Filippo, cosa accadrà nella riunione, nel senso che vorremmo anche capire quale sarà la proposta del governo rispetto a determinate misure, ma al momento non abbiamo contezza di questo. Se posso, un altro dettaglio. Mario, non so se poi possiamo parlare con l'assessore. Dopo sì, è a disposizione, l'assessore è sempre qua. Per quanto riguardava il riaggiustamento delle prestazioni negli ospedali, no? Domani l'assessore le presenta, abbiamo proprio una scheda, vi diamo una scheda domani. Ecco, allora chiedo solo questo, tra i medici di base c'è una certa fibrillazione, ho visto che contestano anche il loro sindacato maggioritario, la FIMC, che ha aderito, eccetera.
Loro esprimono anche dei timori che riguardano la sicurezza, parlano di situazioni in cui ci sono magari medici anziani, pazienti anziani, ambulatori angusti, insomma c'è chi contesta questa decisione di affidare a loro i tamponi, c'è chi magari la recepisce ma teme che le condizioni oggettive e materiali non siano quelle ideali. Ci sono 650 medici che lo stanno facendo da un mese e nessuno gliel'ha ordinato con obbligatorietà, lo fanno gratuitamente, sono medici della FIMG sostanzialmente. Io ringrazio questa associazione, il sindacato, non so come si debba definire, si sono messi a disposizione. È ovvio che la situazione non è facile, ma è facile per un medico ospedaliero operare nella terapia intensiva, nelle infettive? È facile per qualsiasi nostro operatore operare? Dopodiché non c'è nessun vincolo, se un medico, guardate, so che farò incazzare qualcuno, come si dice, però lo dico, cioè se un medico decide davanti al piazzale di dire un'ora ogni mattina faccio il drive-in nel piazzale comunale, non è mica vietato, Perché ho visto scrivere che c'è problema e si dice ma c'è la rugiada, c'è la nebbiolina, ci sono queste storie qua, c'è sempre la protezione civile a disposizione per mettere un gazebo per andare sotto con la macchina. Per cui c'è una totale libertà di interpretazione del servizio, lo puoi fare a casa, a domicilio, lo puoi fare presso il tuo ambulatorio, lo puoi fare presso le scuole del tuo paese, presso un ufficio che ti viene dedicato, ringrazio l'ANCI che ha messo a disposizione gli uffici, lo puoi fare in situazioni di drive-in. Io non ho visto nessuno che ha detto ma io potrei fare drive-in, se il problema è non farli entrare in laboratorio, in ambulatorio, drive-in? Ce lo fanno tutti i nostri operatori. Mi sembra che voi avete certificato che funziona sto sistema, lo puoi fare con altre modalità. Cioè non dovrei essere io a dire queste cose, perché poi so che qualcuno si arrabbia sempre. Io non ce l'ho con i medici di base, ma signori, davanti a un accordo nazionale, con un contratto nazionale modificato, l'operazione è obbligatoria. So che viene sempre su, come si può dire, rigurgito quando io dico sta roba. In un paese nel quale ormai di obbligatorio non c'è più niente, fra fianni anche andare a scuola è obbligatorio. Però guardate, cioè, io non so cosa dire. Dall'altra parte abbiamo 11.000 medici in ospedale che sono lì a testa bassa che lavorano. Non sto dicendo che i medici di base non lavorano, stanno facendo un lavoro eccezionale e lo hanno fatto ancora. Però mi metto nei panni della signora Maria che è a casa e vede sto dibattito che sta diventando lunare. Cioè guardate, inviterò il dottor Rigoli a venire qua a farvi vedere quanto ci si mette a fare un tampone. E andate a vedere che bardature hanno per fare i tamponi, perché alcuni hanno i guanti e l'FP2 come ce l'avete voi, che è questa mascherina qui. Cioè non è che siamo davanti a una guerra batteriologica. Cioè nelle nostre terapie intensive vanno bardati, ma fanno manovre invasive nelle quali c'è il paziente con alta carica virale. Nelle nostre infettive entrano con la FP2, non è che entrano con gli scafandri. Allora, se uno non lo vuole fare, dirà, boh, non lo faccio, ho delle giustificazioni, per carità, ci mancherebbe un medico anziano, magari che ha una patologie, ma c'è qualcuno che non comprenderebbe questo, ma che a priori si dica che è sbagliato, decisamente no. Io non sono medico, però dico che se a me dessero la possibilità gratuitamente, cioè nel senso che mi danno il materiale gratuitamente, poi mi pagano, perché viene remunerato 18 euro a tampone, mi dessero un pacchetto di tamponi per poter rispondere direttamente ai miei pazienti, io lo trovo una roba, a me sembra di buon senso. Io sono assolutamente a sostegno di quella parte di FIMG che ha deciso di mettersi a disposizione. Cioè, dopodiché non entro nelle diatribe dei sindacali, me ne guardo bene, però 650 medici oggi in Veneto fanno questa attività da un mese gratuitamente. E allora l'ordine prevede Giacomuzzo, Pettenò, Prigioni, Vanzan e Marco Bonet. Buongiorno. Presidente, volevo chiedere, ciao. Il Premier Conte ieri ha illustrato un sistema a 3 livelli. Il Veneto indicativamente, basso, medio alto e alto, quindi il Veneto indicativamente in che posizione potrebbe stare?
Ma noi siamo in una posizione oggi intermedia, nel senso che c'è un'infezione importante, c'è un sistema ospedaliero, considerate che poi i parametri, giustamente tutti noi diciamo l'R con T, ma poi viene parametrato quel grado di efficienza ospedaliera, la qualità delle cure, la quantità e la qualità del testing che una regione riesce a fare, il contact tracing. Cioè c'è un sacco di parametri, non fermatevi solo all'1,5. Sì, ci sono 21 parametri, ci sono 21 parametri. Ovvio che noi siamo, come si può dire, abbiamo il tasso di replicazione che è l'R con T, cioè il fatto che R con T 2 vuol dire che una persona infetta può dare origine a altre 2 persone infette, cioè può infettare 2 persone e così via. Però è pur vero che ci viene riconosciuto che però dall'altro abbiamo un sistema sanitario gestito bene, che abbiamo comunque un contact tracing che funziona, attenzione, funziona finché i numeri tali per cui riesce a farlo. Oggi noi siamo in crisi con il contact tracing, ma c'è tutta Italia in crisi con questo numero di... Cioè voi considerate che oggi abbiamo nelle ultime 24 ore 2000 positivi, bisogna chiamare 2000 persone, facciamo che siano conviventi, ne chiamiamo metà, 1000, e a queste 1000 dobbiamo chiedere: dimmi con chi ti sei visto negli ultimi 5-6 giorni, dimmi con chi sei pranzato, dove lavori, cioè, capite che è come un panettone, no? Lievita sempre di più. Quindi i teorici del contact tracing possono dire tutto quello che volete, ma quelli che sono in strada, che sanno cosa vuol dire andare a fare le telefonate, a fare i tamponi, ve la raccontano diversa la storia. Volevo chiedere anche questo: al San Bortolo il reparto di terapia intensiva ha accolto per 2 volte di seguito, nel giro di una settimana o poco più, pazienti che arrivano da Verona. A fronte di 2 volte li ha accolti. Sì, esatto. A fronte a Verona hanno però un numero di posti letto sulla carta più elevato. Sì, ma non... Come mai questo? Ma è un fatto di assolutamente di tamponamento, per usare un termine che va di moda col Covid, di una situazione contingente, ma Verona adesso ha attivato i suoi letti, hanno chiesto, diciamo, come si può dire, un aiuto, ma che è temporaneo, cioè tanto vero, ne abbiamo parlato anche stamattina. Verona attiva letti sia in azienda ospedaliera che a Villafranca. Villafranca è il problema che abbiamo avuto che è ospedale Covid, 4 pneumologi che si sono infettati, per cui se non ricordo male c'è una decina di persone ospedaliere che hanno avuto il tema del Covid e quindi hanno la quarantena da fare, ma non si va avanti in quella direzione. Prego. Ma è risolto, nel senso che poi il Veneto è Veneto di tutti, se c'è necessità di prestare dei letti lo si fa. No, ma il principio di collaborazione era sì. Per capire se c'era qualcosa. No, assolutamente. Per dire, Verona Borgo Trento ieri aveva, se non ricordo male, 8 persone in attesa e in pronto soccorso per trovare destinazione rispetto ai reparti. Poi ovviamente vanno ai reparti, ma anche qui se restano in pronto soccorso non è che restano in sala d'attesa, vengono ospedalizzate, ci sono le aree dedicate ai Covid, hanno un regime di ospedalizzazione pari a quello di una corsia di un reparto, scusate, e dopodiché vanno al reparto, cioè, capite che siamo in emergenza, insomma, cioè, immaginate sempre di avere un grande incidente stradale dove arrivano tutti nello stesso momento, ci arrivano ambulanze, questa è la situazione oggi del Veneto. Perché no? Presidente, si attende il nuovo DPCM, ormai però le linee sono indicate. Io volevo chiederle se lei vuol dare una valutazione su queste indicazioni che ormai sono, al di là di quello che poi verrà affrontato anche nella riunione che avrete con il governo, su queste scelte che vengono fatte da parte del governo su questo DPCM, perciò misure nazionali, possibili chiusure serali per tutti in Italia dalle 21 a quanto pare, e questo lo vedremo, e poi le 3 fasce per le varie regioni, con il Veneto in quella situazione medio-alta. Ma guarda, in questo momento esprimere considerazioni si va male perché io non ho ancora visto il testo, c'è stato un annuncio da parte del Presidente del Consiglio, lo staremo a vedere. Allora, dalle 21, considerato che ci sono già i ristoranti chiusi, alcune attività che sono già state chiuse, immagino abbiano pensato
di evitare al massimo le movimentazioni negli orari extra lavorativi, garantendo, da quel che ho letto, il transito per motivi inderogabili che sono la salute piuttosto che lavorativi. Però lasciate che si veda bene il provvedimento, perché bisogna vedere questo provvedimento come incardinato con le altre misure. Quanto alle fasce, mi sembra di capire che ci sono delle misure dedicate per fascia, ma ancora a noi non sono ancora tutte note. Prova ne sia che facciamo l'incontro alle 3. Però una domanda, ci sono delle misure nazionali decise dal governo, poi le misure che per le varie fasce vengono definite con le regioni a seconda appunto di certi parametri di valutazione. Sì, abbiamo l'incontro oggi. E questo verrà poi deciso dal ministro, che lei sappia, dal Ministro della Salute, o la regione ha un suo ruolo nelle scelte che verranno fatte? Lei su questo cosa dice? Ma noi, guarda, rispetto a misure ad hoc per il territorio, noi vogliamo essere assolutamente presenti su questo. Ho sentito dire dal Presidente del Consiglio ieri, l'ho visto in un telegiornale, che ha detto che poi ci saranno delle ordinanze da parte del Ministro della Salute, però mi fermo qui, cioè, devo capire bene quale sia l'idea. Ovvio è che noi porteremo le nostre ragioni, che non saranno quelle, come si può dire, dell'essere ottusi e ossessionati dal fatto che il Covid non esiste. Abbiamo contezza che il Covid c'è, ma pensiamo anche che il tema della convivenza e della sostenibilità delle misure debba essere fondamentale. Prigioni. Buongiorno Ciao. Presidente, buongiorno a tutti. Lei prima faceva riferimento alla terapia del plasma immune con raccolta dei donatori direttamente in ospedale. Questo perché è sempre più evidenziato che gli anticorpi tendono a sparire rapidamente e quindi è necessario raccoglierli quando sono ancora molto attivi per poi preparare la terapia. Ma sai, il tema è che noi dobbiamo fare un prelievo sulla base di un titolo anticorpale, cioè nel senso che, detta proprio in maniera maccheronica, sulla quantità di anticorpi che c'è. Si può anche fare un prelievo indiscriminato anche con basso titolo anticorpale, provvedendo alla concentrazione. Allora, il plasma non viene gettato, nel senso che se non si utilizza per le cure per diciamo, i pazienti Covid, altre decine di applicazioni, per cui non è un prodotto a perdere. E quindi l'idea che ho voluto portare avanti dalla Banca del Plasma va in questa direzione. Quindi, ma comunque i pazienti vanno contattati subito dopo aver ritrovato un minimo di forma fisica, perché comunque è sempre un prelievo, e in base all'età, perché sopra i 60 anni non si fa il prelievo, e anche rispetto alle comorbidità, perché se uno ha altre patologie si evita di andare a togliere sangue. Prego. Zanzano. Per adesso mi ha detto lei che l'incontro sarà oggi pomeriggio e che avete solo informazioni a grandi linee. Mi pare di capire che però se noi restiamo in Veneto con un R con T, cioè l'indice di trasmissione della malattia sotto l'1,5, restando nella fascia cosiddetta gialla intermedia, evitiamo una serie di misure più restrittive. E per questo lei lancia l'appello ai veneti: se fate i bravi saremo tutti, non dico graziati, se facciamo i bravi, se facciamo tutti quanti, però comunque restando nella fascia intermedia ci sono delle misure, delle restrizioni, almeno da quello che è stato detto ieri dal Premier Conte e dal dibattito che è in corso, tipo ad esempio il divieto di muoversi da una provincia all'altra, le restrizioni delle attività commerciali dal punto di vista dell'orario, non della chiusura. A lei cosa risulta? E spettano a lei, Regione? Non ci risulta, Alda, nulla, perché ad oggi non le abbiamo viste scritte nero su bianco. Le anticipazioni, conoscendo un po' il pregresso degli altri DPCM, poi spesso non trovano neanche risvolto nero su bianco. E dall'altro anche rispetto a chi deve fare cosa, no? Nel senso che se si traducono in ordinanze specifiche del Presidente della Regione, che è anche il soggetto attuatore, se sono del Ministro della Salute o se sono in abbinata al Ministro della Salute o Governatore. Per quanto riguarda la scuola, altri stati europei sono nelle nostre stesse condizioni, se non addirittura peggiori, ma hanno mantenuto la scuola in presenza. L'Italia invece sta prendendo questa scelta della didattica a distanza, con tutto quello che poi ne consegue per le famiglie. Lei cosa pensa al riguardo?
Ma guarda, rispetto alla didattica a distanza, io come sapete sono sempre stato favorevole a una condizione di minima, nel senso che ci fosse un minimo di turnazione nelle classi, di certo non il 75 o il 100%. Ma questo tutti, come ho detto prima, la riferiscono al tema trasporti. La verità è che anche il carico demografico nelle aule è dimezzato a un altro peso. Fra l'altro volevo dirvi che noi abbiamo scritto una lettera con il Dipartimento Prevenzione per le finestre aperte. Non c'è scritto da nessuna parte che bisogna far stare i ragazzi con le finestre aperte, c'è scritto di fare garantire il ricambio d'aria. Siccome ci scrivono un sacco di ragazzi e i genitori, che addirittura i ragazzi vanno con le coperte a scuola, penso che non sia tanto salutare, perché poi finisce che non si beccano il Covid, si becca l'influenza. Per me non cambia niente, perché poi alla fine è un tema sempre di pressione sul sistema sanitario, oltre che per loro avere il guaio. Per cui noi abbiamo anche scritto, che ha scritto la dottoressa Russo, ricambio d'aria c'è scritto nel DPCM, non tenere le finestre aperte tutto il tempo. E questo lo diciamo, e se serve facciamo anche un'ordinanza se qualcuno ha ancora dubbi. Ma ripeto, la fonte è il DPCM. E ho visto l'esperienza degli altri paesi. Anch'io, chi è che non tiferebbe per tenere le scuole aperte? Ma ci mancherebbe. La verità è che a volte scelte, e qua lo dico, che a volte scelte che si sono rivelate anacronistiche e fuori luogo, poi si sono rivelate ottime, no? Ce l'abbiamo visto, perché è vero che c'è chi ha aperto, ma c'è anche chi ha chiuso tutto. È vero che questa storia del Covid ci ha insegnato che noi, che eravamo partiti come fanalino di coda il 21 febbraio, poi ci siamo rivelati che erano quelli che in teoria avrebbero dovuto mettere in New Jersey per evitare gli altri di venire in Italia, non noi uscire dall'Italia. Non te lo so dire, guarda, queste sono indicazioni scientifiche che danno tutti gli scienziati rispetto a questo. Ve lo ricordate il dibattito sulla mascherina a scuola sì, mascherina a scuola no? Allora, prima dibattevano se sì la mascherina o no mascherina, adesso dibattono se chiudere la scuola o tenerla aperta. Fate un po' voi di qual è l'origine dei dibattiti. E volevo dirvi un'altra roba sulla scuola, no, basta, sì. Ah no, sì, volevo dirvi una roba, scusami Alda. Vi ricordo che sono state ad oggi 1.200.000 vittime in tutto il mondo. E il dato interessante, sapete quali sono i paesi con più morti? Col più alto tasso di mortalità? Gli Stati Uniti, il Brasile, il Messico, e poi c'è tutta un'altra serie l'India, scusate, l'India, quarto paese tra i primi 4. Per dirvi che anche qui ci aiuta a leggere il fatto di cosa? Che dove c'è sanità non c'è mortalità. Perché gli stessi Stati Uniti hanno un sistema sanitario molto orientato sul privato. E quindi della serie paghi, vieni curato. Sto criticando nessuno, guardiamo in faccia i sistemi sanitari, Stati Uniti, Messico, Brasile, India. Allora saremo anche la vecchia Europa, però stiamo curando i nostri cittadini. Siccome dicono, in Europa il virus non se ne va, sì, ma noi abbiamo fatto anche una scelta di curare i cittadini però. E finiamola con questo paragone, guardate, scusatemi perché mi arrabbio, cioè, continua a girare questa notizia, i cinesi in 11 mesi si sono ripuliti, c'è solo un contagiato che è arrivato dall'Himalaya, non so dove sia arrivato. Cioè, sentite, la modalità di cura e di gestione che ha avuto la Cina è molto diversa dalla nostra, anche rispetto alla privacy, rispetto alle libertà personali, individuali. Ogni paese ha la sua storia, ma che senta qualche cittadino italiano che paragona l'efficienza cinese a quella veneta o a quella italiana, vuol dire che non ha capito che sono due mondi diversi, come paragonare una Ferrari a un Ciao, e non lo fanno ancora il Ciao, no? Insomma, un motorino. Poi dici queste robe, i ragazzi dicono cosa sei il Ciao? A Vespa. No, volevo sapere del contact tracing, non avevamo l'app noi, no? Non avevate lanciato un'app per la biosorveglianza? L'app è pronta. E fra l'altro ne abbiamo parlato anche stamattina, c'è solo un problemino di privacy che resta in piedi, perché in questo paese, Ufficio Complicazioni e Affari Semplici, c'è sta roba. Abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale, ho parlato anch'io con il dottor Borrelli, sempre disponibile,
e per vedere se riusciamo all'interno di norme e di ordinanze che sono state fatte superare anche questo tema. Perché praticamente il cittadino carica la sua tessera sanitaria e tutti i giorni ti dice, siccome è una biosorveglianza, ti dice sto bene, non ho febbre, no? E capite che dà dei dati personali, qualcuno dice ma sti dati dove vanno? Cioè, dove volete che vadano? Cioè, non è che ce li giochiamo all'Enalotto, cioè cosa facciamo? Cioè, Italia? Neanche se c'è la liberatoria, cioè, questo è l'assurdo. Grazie, se lo aggiungi un microfono. Puoi usare quello di Antonella, magari un po' questo. Allora, Presidente, due domande. La prima è tecnica. Io non ho capito bene in quale fascia si colloca il Veneto, cioè c'è fascia verde, fascia gialla, fascia arancione. A metà. Noi siamo sulla gialla in questo momento. In teoria sì. No, perché leggevo in diretta, adesso magari lo dico anche da Repubblica, dice che in fascia rossa ci sarebbero Lombardia, Piemonte e Calabria, in fascia gialla Puglia, Liguria, Campania, tutte le altre in fascia verde. Allora siamo in quella verde, nel senso che abbiamo 1,48, dipende dove, 1,48 di RT e quindi dipende da come c'è. Dagli altri parametri. Quindi può essere che noi siamo in fascia verde. È probabile, di certo non siamo nella fascia rossa, questo è poco ma sicuro. Siamo diciamo ai limiti di quella verde, allora se ci hanno catalogato così. Ok. Poi il che non vuol dire far salti di gioia, perché io mi preoccupo perché se tu vai a dire ai veneti che sei in fascia verde, poi la gente dice beh allora si è finito tutto, no, dobbiamo ancora iniziare. Ripeto, 1100 persone recuperate e 148 in terapia intensiva. E poi non si dica che non l'avevo detto. Okay. L'altra domanda invece è politica ed è questa, di fatto Prego. Con questo sistema qui diciamo così si è introdotto una sorta di automatismo, cioè ci sono dei criteri, però allo scattare dei criteri partono le misure, quindi si è perso un po' di discrezionalità e allo stesso tempo, come posso dire, si sono introdotte effettivamente delle misure differenziate, cioè se il territorio sale ci sono delle misure. Quindi il suo giudizio politicamente è positivo o negativo? Ma noi il tema dei parametri della roadmap lo abbiamo caldeggiato, tanto è vero che è stato approvato in conferenza Stato-Regioni. Dopodiché la parte importante è relativa, voglio ricordarvi che le misure che si introducono con il modello dello Stato-Regioni approvato, quello delle fasce, è un modello che poi deve essere interpretato perché valuta i 21 parametri e dice, non so, incentivare le misure di distanziamento sociale, che come dicevo ieri si va dal lockdown a non stringersi più la mano, dipende dove vuoi piazzarti poi nella misura, cioè non è proprio vero fino in fondo che non si possa più discutere, si discute ma all'interno di un binario. Prima invece potevi dire ma distanziamento sociale io non lo affronto il tema perché chi è che mi dice che devo affrontare il tema? Oggi il tema viene posto. Cioè, mi sembra un meccanismo molto simile. Sì, è molto più rapido, ma noi l'abbiamo caldeggiata sta roba. E comunque è stata approvata all'unanimità la conferenza delle regioni. È come il semaforo di fatto. Sì, prima la Commissione Salute, poi il Presidente e dopo direttamente Stato-Regioni. Quindi è passata dappertutto questa griglia. Altre domande al Presidente, Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno Presidente, Ciao. poi ho una domanda anche per l'assessore Lanzarin. Dopo vi lascio gli assessori se volete. Prima è già stato toccato l'argomento con il collega Tosato, però io vorrei entrare nello specifico per quanto riguarda i medici della SING di Treviso, perché il segretario Gorini ha parlato di un tono arrogante e insopportabile del governo regionale. Lei come mio? replica? Se sarà mio, no? Sì. Non ho niente da... Nel comunicato che hanno diramato, loro dicono che il documento da discutere e approvare nel corso della riunione che è stata convocata venerdì scorso è arrivato troppo tardi, poi era stato chiesto di rinviare la convocazione, eccetera. Insomma, loro ora non ci stanno. Guardate, intanto lo hanno votato. Cioè, loro hanno votato contro, ma la maggioranza ha votato e vale che il contratto passa, il contratto è formalmente passato e loro lo sanno benissimo.
non cerco polemiche perché andrebbero a beneficio di chi non vuol fare i tamponi, dico che c'è un contratto per fare i tamponi. Invece di preoccuparsi del tono del Presidente della Regione, dicano ai cittadini se vogliono fare i tamponi oppure no. Perché in ospedale ci sono un sacco di medici che fanno i tamponi anche in strada, nei piazzali, dappertutto. Se non abbiamo capito qual è la gravità del sistema, ne prendo atto. Voglio ricordare che il contratto, perché forse non sono stato, come si può dire, uso un termine molto polite, no? Come dicono gli inglesi, forse non ho il dono della chiarezza, ecco, forse non ho il dono della chiarezza, ma voglio ricordare che se siamo arrivati a un'ordinanza regionale è perché a livello nazionale i loro rappresentanti sono andati al tavolo del Ministero e hanno firmato l'accordo per rendere obbligatorio per tutti di fare i tamponi. Vi avete capito tutti, no? A quel punto il tavolo nazionale richiamava gli accordi regionali, noi abbiamo fatto la replica di quello che è stato fatto, abbiamo recepito l'accordo nazionale, che è una modifica del contratto e quindi vale per tutti, è stato approvato anche a livello regionale e quindi la legge dice che quando viene approvato è un contratto collettivo. Adesso siamo davanti a chi, siccome non riconosce ed è un legittimo, cioè uno può dire io mi rifiuto e poi avrà le sanzioni, allora la colpa è dei toni del Presidente. Per favore, andate a fare i tamponi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, lo dico veramente, abbiamo forte bisogno. Fate come gli altri 650 vostri colleghi che sono andati a fare i tamponi gratuitamente. E non rovesciate la frittata a noi, non portateci nelle polemiche, perché noi non abbiamo mai cercato polemiche. Mai. E ripeto, i medici per noi sono una colonna portante di base, sono una colonna portante della sanità. E questo dibattito l'hanno fatto nascere alcuni di loro, perché altri, mentre loro dibattono, sono lì che fanno tamponi ai loro pazienti. Questo è quello che sta accadendo. Allora, se il Presidente della Regione non può neanche dire che c'è un contratto da rispettare, allora guardate, i medici abbiamo capito che lavorano in proprio, ma siamo in un paese democratico dove ognuno è tenuto a dire quello che pensa. E io ho l'obbligo di difendere i veneti perché c'è una legge che dice che debbono fare i tamponi e se non li fanno confermo che ci sarà l'azione disciplinare. Se qualcuno ha coraggio di dire che ho detto una bestialità, fatevelo dire, perché è scritto nel contratto che loro hanno firmato. Sì, ma l'accordo è stato recepito in Stato e Regioni, tanto è vero, e noi abbiamo solo una colpa. Sapete qual è la colpa? Forse anche qui non ci siamo spiegati bene sul serio sto giro, che siamo stati fin troppo veloci, siamo stati i primi in Italia a fare tutta la procedura. Adesso sono tutte le altre regioni che ci chiedono la bozza dell'ordinanza per farlo uguale. Quindi si sente da distante la cavalleria che sta arrivando. Questo è l'effetto, no? Presidente, mi scusi. Per dire, oggi ce l'ha chiesta il Lazio. Un dettaglio. Quando parla di sanzioni... E poi io non capisco, scusatemi, ma davanti a gente che soffre, con il massimo rispetto che abbiamo per i medici di base, ma vi sembra il momento di stare qui a dire che la Regione usa toni arroganti? Ma c'appa i tamponi, va a fare i tamponi. Dai, basta con queste robe. Scusi, quando parla di sanzioni disciplinari è una unica... È previsto dalla legge ai singoli. Secondo voi io posso stare qui a rappresentare la Regione e non applicare la legge? No, se me lo dite. Vi risulta che non abbia mai applicato la legge? Si offendono alcuni perché abbiamo detto che la legge prevede le sanzioni. Si prevede le sanzioni e le azioni disciplinari. E chi non li fa, se non ha validi motivi, e ci può essere chi ha validi motivi per non farli, ha l'azione disciplinare e la sanzione. Punto. Se poi il governo decide di togliere le sanzioni e le azioni disciplinari, fa un decreto, le toglie e io vi dirò non possiamo fare nulla. Adesso qua c'è un problema a parlare delle leggi su sto paese. Il problema è che mai nessuno ha posto la questione, noi l'abbiamo posta, questo è il vero problema. Toni arroganti per parlare dei nostri diritti. Bene.
Chiudi il microfono, grazie. Col Presidente Filippo ancora? Poi chiudiamo col Presidente, passiamo all'assessore Lanzarini. Proprio per tornare al punto di partenza, cioè al report, no? C'è una valutazione clinica di questo picco di decessi che sono importanti, insomma lei stesso ha ricordato che è il dato più alto nella seconda ondata. Ma guardate, poi, scusi, finisco la domanda così poi mi liquida con l'algoritmo, il famoso algoritmo alimentato amorevolmente dall'assessore Bottacin. Ci dice qualcosa sull'RT? Ci dà qualche indicazione possibile? Guardate, voi capite che le variabili sono molte e in statistica quando hai molte variabili la previsione è sempre una previsione molto, come si può dire, poco puntuale, perché ha un ambito, pensate alla variante che se tutti utilizzassero in maniera ossessiva la mascherina, si lavassero le mani, evitassero assembramenti, capite che l'area Conti fa così, perché è una forma di lockdown senza chiudere la gente in casa. Il lockdown che cos'è? Invece che nel momento in cui capisco che non riesco più a garantire il distanziamento sociale, dico a tutti di stare a casa loro. Allora usiamo la mascherina, che è una forma di lockdown mobile, è un lockdown della fisicità, no? Ma noi possiamo muoverci però, lavorare, fare le nostre attività. La mascherina protegge assolutamente. È ovvio che nei posti chiusi magari non ci protegge tanto dall'aerosol se non c'è ricambio d'aria, ma la mascherina protegge. Questo possiamo dire. E rispetto ai morti, guarda, purtroppo questi sono bollettini che vedremo ricorrenti, perché è la logica dei grandi numeri. Quando tu hai 1100 persone ricoverate, hai morti proporzionali a 1100 persone e più 148 di terapia intensiva. Quindi sono persone anche gravi, perché sono in terapia intensiva, non ci vanno insomma quelli che non sono gravi. Oppure malati terminali che non arrivano neanche alla terapia intensiva. E poi le case di riposo, giustamente mi ricorda l'assessore, che è un altro ambito dove c'è la mortalità. E con questo darei la parola all'assessore Lanzarini. Io vi saluto e grazie. Domani facciamo ovviamente altro punto, perché mi sa che avremo un sacco di novità e cercheremo anche, lo dico per i cittadini che ci seguono, per noi è un impegno, però finché c'è necessità di comunicare e tenere, diciamo, un minimo, al massimo il filo diretto con i veneti, lo facciamo, insomma, ci sentiamo anche liberi di farlo, perché non dobbiamo farci eleggere da nessuno, per cui è corretto parlare di queste vicende in un momento così difficoltoso. Grazie. Sbarra un po', sta così. Allora, chi ha domande per l'assessore Lanzarini? Ilaria Marchiori. Assessore, buongiorno. Dopo le dichiarazioni del governatore della Liguria, lasciamo stare che poi è tornato indietro, insomma, quel primo tweet che ha fatto in merito agli anziani, anche i sindacati veneziani sono insorti chiedendo appunto, non so se le abbiano già scritto una lettera, le sia già arrivata, che ci si metta una mano sulla coscienza per quanto riguarda quelle categorie a rischio, cioè gli anziani, gli ultra settantenni, eccetera. Diciamo, non li vogliamo chiudere in casa, vero? Questo è Ma guardate, l'attenzione credo che noi sulla popolazione anziana l'abbiamo sempre posta, perché c'è comunque, noi sappiamo di avere una popolazione insomma fortemente anziana, no? I numeri ce lo dicono. Ce la siamo sempre posta, abbiamo cercato quindi di dare la massima protezione. I messaggi che continuiamo a dare sono i messaggi anche rispetto ai nipoti, insomma alle generazioni più giovani, di avere quell'attenzione rispetto ai nonni, insomma rispetto alle persone più deboli e più anziane. Quindi la nostra posizione è sempre stata questa e rimane questa, sono fondamentali all'interno della nostra società e in quello che è stata la costruzione appunto delle nostre comunità, e come tale vanno protetti in maniera molto forte.
Ok, ma quando si parla di un eventuale lockdown per questa categoria, concretamente cosa significa? Perché magari la proposta che è stata fatta ieri dal Presidente di fascia oraria. Sì, potrebbe anche essere una soluzione, ma poi perché molti si stanno un po' preoccupando in molte di queste categorie, quindi ci chiedono ma cosa significa concretamente, cosa potrebbe succedere di noi? Allora, aspettiamo intanto vedere questo DPCM cosa ha all'interno, perché sul discorso degli anziani l'abbiamo sentito all'interno, cioè è partito come norma nazionale all'interno del DPCM. Nelle ultime versioni o comunque insomma indiscrezioni, non più che versioni perché non abbiamo versioni, ma indiscrezione che leggiamo sui giornali non sembra più presente. Cioè noi cosa ci siamo posti anche con la prevenzione? Il fatto di dire cerchiamo di proteggerli ulteriormente, quindi avevamo pensato a delle fasce orarie, come diceva il Presidente, per permettere, non so, di andare al supermercato, insomma dei luoghi dove possono essere più affollati, proprio perché ci sia una maggiore protezione. Avevamo ragionato in questi termini, però è chiaro che siamo in attesa se ci dovesse essere qualcosa all'interno del DPCM, non lo sappiamo. Va bene, grazie. Giacomuzzo. Buongiorno Assessore, le volevo chiedere questo. Ha parlato prima il Presidente di un concorso per gli infermieri. Il bando è per quanti? Quanti posti ci sono? Non vi so dire, so che quelli che comunque so che abbiamo parlato stamattina con Azienda Zero per cercare di concentrare le prove a fine novembre in modo che poi possono essere subito immessi nelle varie strutture. Io so che quelli che escono dal corso di laurea tra ottobre e novembre, quindi sono quelli che alla fine insomma si iscriveranno, presumo inizio di novembre, sono circa 350-400 mi sembra, però sul numero complessivo non ho il dato. E volevo chiederle una precisazione in più magari sulla questione delle terapie intensive del San Bortolo che ha accolto quelle di Verona. Qual era il quadro di criticità di Verona allora? Me lo può spiegare un po'? Ma non è che c'era un quadro di criticità, cioè è sempre funzionato che se c'è bisogno comunque nella rete si risponda, quindi non è che c'era Verona che era in sofferenza, ma si è risposto. Vicenza è anche molto vicino a Verona, quindi non vedo nessuna criticità da questo punto di vista. Oggi abbiamo rifatto il punto della situazione rispetto alle attivazioni, rispetto anche a le due strutture private e quant'altro, non sussistono problemi insomma di sorta, però non c'è nessuna anomalia. Altre domande per l'assessore Lanfari? Delle prestazioni rimodulate? Sulle prestazioni parliamo domani, perché domani vi diciamo anche come vengono rimodulate le prestazioni in attivazione delle variazioni delle varie fasi. Domande per l'assessore Bottacin? Chiudiamo qua, grazie colleghi.